Grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Vi ricordiamo che non siamo solo qui in diretta su canale 15 di la Serenissima TV, ma gruppo Canale Italia, quindi in diretta qui da Rubano, sono le 21.00 spaccate, ma anche e specialmente su Facebook e YouTube. Ecco qua lanciamo il nostro tutorial, grazie regia, ecco facciamo vedere che oltre al canale televisivo abbiamo anche i social, c'è la diretta contemporanea, cioè quindi tutto quello che succede qua è contemporaneamente in diretta anche su Facebook. Basta andare, come abbiamo visto, scrollare e andare sulla barra grigia, mettere ricevi promemoria oppure guarda la diretta e quindi si vede esattamente quello che succede qua. Non ci sono scusanti, chi non ha Facebook può usare YouTube, siamo presenti dappertutto, come mi piace dire, voi lo sapete. Per il Veneto c'è Insieme e le persone qui, canale 15 Serenissima, per tutto il resto d'Italia e anche del mondo, YouTube, perché sono tante le persone che ci seguono dall'America specialmente, salutiamo, e anche da Londra. Bene, innanzitutto gli argomenti sono semplici, anche se nella loro natura saranno sviscerati da tutti gli ospiti, però ovviamente si parlerà di economia, abbiamo dei personaggi che avranno queste competenze, abbiamo un imprenditore del settore automobilistico che ci racconterà come si sta evolvendo il mercato dell'auto, quindi argomenti molto molto interessanti, e ovviamente parleremo di vaccini, sì, zona rossa, arancione, quindi chi ne ha più ne metta. Gli ospiti di oggi li andiamo subito a presentare, perché sono sicuro che li volete sapere chi sono. Eccoli qua. Paolo Zabbon, titolare della società Liscar Broker Venezia. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Poi Grazie. abbiamo Beniamino Boscolo Capon, che è capogruppo Forza Italia al Consiglio Comunale a Chioggia. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Poi abbiamo invece Giuseppe Pan, consigliere regionale del Veneto, capogruppo Lega. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Poi ecco, avremo in collegamento un onorevole che sta arrivando, perché il tempo tecnico perché è in treno, quindi sta arrivando. E invece abbiamo anche l'assessore Roberto Marcato, assessore regionale del Veneto, allo sviluppo economico, Lega, giusto? Buonasera assessore. Sì, buonasera a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei della disponibilità. E allora direi che a questo punto, prima che me ne dimentico, regia, lanciamo la sigla, ovviamente. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Grazie. Eccoci qua di nuovo in diretta. Ecco, oggi parleremo specialmente del mondo delle imprese, perché ovviamente abbiamo la fortuna di avere l'assessore Marcato qui con noi, un imprenditore, quindi avremo anche dopo due testimonianze attive di due imprenditori, anche dei flash dei 5, 6, 7 minuti, proprio perché ci spieghino esattamente il loro punto di vista di come stanno vivendo la situazione emergenziale che stiamo affrontando. Prima di fare la classica domanda com'è la situazione all'assessore Marcato, ricordiamo 049 63 11 11, quindi che per chi volesse chiamare da casa, ecco, ve lo dico, voi lo sapete come la penso, non è importante fare la domanda geniale, perché qui nessuno è un genio, nessuno è perfetto. Qui semplicemente se volete capire qualcosa di più, avete qualche curiosità, ma più che altro se avete delle idee, cioè se volete raccontare la vostra e dire la vostra opinione, questo è il momento giusto, il posto giusto, 049 63 11 11. Se invece non volete chiamare, basta scrivere un messaggio sotto la diretta Facebook e magari vediamo di riuscire ad accontentarvi se c'è qualche domanda da fare. Assessore, allora, com'è la situazione, assessore Marcato, com'è la situazione a livello emergenziale per quello che riguarda le imprese qui in Veneto, quindi poi parliamo dell'Italia, perché comunque è ormai quasi un anno, manca, sì, probabilmente abbiamo già superato con qualche giorno un anno, le imprese sotto pressione e ovviamente lei che è vicino nel mondo delle imprese sa cosa voglio dire, cioè le imprese non sono
delle entità che metti un gettone e riparte. Quindi ripartire ovviamente, più tempo si sta fermi, più tempo si accumulano perdite, più tempo si accumulano costi e tanto maggiormente è difficile poi ripartire, ritornare in un'area di serenità da parte degli imprenditori. Ma allora, intanto il quadro che abbiamo è il seguente. Noi abbiamo avuto un calo di PIL nel 2020 dovuto alla pandemia che è superiore alla media nazionale ed è presto spiegato il motivo perché, come tutti voi ben sapete, due fra gli assi portanti dell'economia del Veneto sono il turismo e l'export e, come tutti ormai sanno, sono due settori questi che sono stati particolarmente massacrati dalla pandemia. Ovviamente l'export di fatto si è, non dico azzerato, ma quasi a causa delle restrizioni e dei limiti a confine con gli altri paesi che hanno ridotto al lumicino l'export. E per quanto riguarda il turismo, ovviamente non serve che ve lo dica io, ma c'è stato un calo che in qualche caso ha superato il 70%. Venezia, che è una delle città dal punto di vista turistico più importanti al mondo, se vogliamo, e che vive sostanzialmente con un turismo extraregionale, extranazionale, ha pagato uno scotto e sta pagando uno scotto davvero terribile. Ricordo che il Veneto è la regione prima in Italia per quanto riguarda i flussi turistici. Quindi intanto questo, ecco, la fotografia che abbiamo oggi. Ci sono molte previsioni, ci sono molti studi statistici che indicano una ripresa dell'economia non solo del Veneto, ma del nostro paese, una ripresa e una crescita di PIL che nell'arco di 2 anni dovrebbe azzerare la decrescita di PIL del 2020. Questo ovviamente a bocce ferme, nel senso che se domani mattina, come sembra, ci sarà il Consiglio dei Ministri che adotterà il nuovo DPCM, i nuovi provvedimenti per quanto riguarda le chiusure e dovesse paventarsi una sorta di lockdown o comunque per quanto riguarda il centro-nord una macro area rossa, è del tutto evidente che questo sfasa qualsiasi tipo di previsione. E questo diventa drammatico perché, ce lo dicono gli imprenditori, uno degli elementi di chi fa impresa è la programmazione. Un esempio per tutti, pensate ai ristoranti che devono approvvigionarsi di materie prime, il sapere se si sarà chiusi o meno determina poi gli investimenti stessi legati alla propria attività. Ci sono poi attività come quelle che ci sono nell'ambito dello spettacolo che di fatto non vedono un centesimo ormai da un anno. Ci sono le fiere e tutto l'indotto fieristico che è fermo di fatto da un anno. Quindi sono settori che stanno pagando davvero uno scotto enorme. Ci sono invece altri settori che, beati loro, con la pandemia hanno visto addirittura aumentare i propri profitti. Dico questo, lo sottolineo, perché mi auguro che il governo non faccia gli errori del governo precedente, quando per accontentare tutti si è finito per scontentare tutti, perché i provvedimenti a pioggia in realtà rischiano di essere una cura omeopatica per una malattia grave. Noi dobbiamo essere in grado di centrare al millimetro il problema e quindi adesso ci sarà un decreto ristori che non si chiamerà più ristori, ma che dovrà essere un decreto indennizi, cioè dovranno essere indennizzati i mancati fatturati. Ecco, anche qua dovrà essere fatta per forza di cose una selezione e io credo che i settori che hanno pagato di più devono essere i settori maggiormente aiutati. Chiudo sottolineando, giusto per fare un esempio, quando parlo di peculiarità, immagino per esempio la zona termale euganea di Padova. Quella è un unicum al mondo per tipologia produttiva, per tipologia alberghiera, per l'offerta e i servizi che si danno, per le acque termali, per i fanghi di quella zona, servono provvedimenti ad hoc.
anche qui non possiamo immaginare provvedimenti che vadano bene per tutti, bisogna fare provvedimenti ad hoc. È uno sforzo enorme, ma credo che sia l'unica via per poter prendere dei provvedimenti che siano davvero efficaci. Ecco, senta, Assessore, ma lei sinceramente è contento di vedere una svolta con questo col governo Draghi? Perché io credo che rimane sempre questo teorema, chiudiamo tutto solo tagliando disponibilità degli imprenditori. Invece vedo che il settore pubblico, anzi la notizia di oggi, che addirittura ci sono 107-110 euro a testa per di aumento dei contratti del settore pubblico, e invece io credo che qua non è cambiata la musica, quindi si continua a scaricare la responsabilità, diciamo, della gestione dell'andamento dell'epidemia su una certa categoria di imprenditori, specialmente sugli imprenditori in generale, e su certe categorie, evidentemente questo sembra più una moda, cioè una necessità. Ecco, lei vede, auspica un'inversione di tendenza, è contento di questo che sta facendo questo governo? Ma allora, intanto è presto per dirlo e lo vedremo, ripeto, con il decreto indennizzi per capire se è cambiata la linea. Intanto io mi auguro che si evitino gli errori grossolani e drammaticamente banali che sono stati fatti nei mesi scorsi. Penso per esempio agli oltre 500 milioni di euro spesi per acquistare i banchi a rotelle e per esempio la provincia di Padova quei banchi che dovevano servire alle scuole li ha messi in un magazzino. Il dramma è che nessuno paga, cioè io veramente mi chiedo, ma nessun tecnico che ha ordinato quei banchi si è seduto su quei banchi per capire se potevano essere utilizzati o meno, e nel momento in cui verifichi che sono inutilizzabili, ma per quale motivo non vengono rispediti al mittente? Cioè è anche questa filiera di comando fragilissima che poi desta molta preoccupazione da parte dei cittadini e molta disillusione anche nei confronti della macchina pubblica. Penso al reddito di cittadinanza che nasce per aiutare i disoccupati a trovare un lavoro e da questo punto di vista è un assoluto fallimento. Allora, quando mi si dice ma uno strumento per combattere la povertà è necessario, certo, ci mancherebbe, un paese civile non può lasciare indietro i più deboli, ma allora non chiamiamolo reddito di cittadinanza, cioè se quello strumento serviva per trovare lavoro, in realtà non è servito a quello. Allora, via, cambiamolo definitivamente e diciamo abbiamo delle poste in bilancio importanti, dedichiamole a quelle famiglie che fanno fatica ad approvvigionarsi per avere il minimo sostentamento, ma lasciamo perdere il tema del lavoro perché abbiamo buttato via anche qui decine e decine di milioni di euro per formare ed assumere questi aiutanti che avrebbero dovuto coordinare queste persone per trovare un lavoro che in realtà non sono serviti a nulla. Ecco, intanto sarebbe opportuno non ripetere questi errori madornali. È notizia di oggi il flop drammatico sulla lotteria degli scontrini, anche lì una sciocchezza madornale, non l'ha usata praticamente nessuno. Sono il cashback che non serve assolutamente a chi ha bisogno di risparmiare sugli acquisti, cioè sono tutte iniziative fatte da chi evidentemente o non ha mai lavorato, non è mai entrato in un supermercato, non ha dovuto fare i conti con la quotidianità o peggio ancora fatti da burocrati e sottoscritti dai politici. Ecco, intanto io mi auguro che non si ripetano questi errori. Mi auguro che questo governo abbia la volontà e la capacità di intervenire laddove c'è davvero necessità e poi nelle modalità di decisione e di comunicazione dei provvedimenti ci sia un coinvolgimento vero, pesante delle regioni, perché le regioni non sono tutte uguali e quindi bisogna tener conto anche delle peculiarità territoriali, e b, che non succeda mai più quello che è successo per esempio con le piste da sci, che 5 minuti prima di aprire
le piste, è stato detto a chi aveva investito decine e decine di milioni di euro per partire: ah, guarda, mi sono sbagliato, tu oggi rimani chiuso, Assessore, con data però da destinarsi. 109 euro al mese ai dipendenti pubblici, welfare, come Brunetta è stato molto esplicito, solo che si è dimenticato di dire i 109 euro, welfare, smart working, premio, incentivazione e 109 euro, in un momento in cui i dipendenti pubblici sono stati di fatto privilegiati, perché smart working significa non avere costi. Immaginiamo le grandi città, la battuta quando ero più giovane dei dipendenti pubblici che lavoravano, gli amici che lavoravano a Roma, era il vero lavoro è andare a lavorare, cioè quindi trasferimenti un'ora e mezza, un'ora e 50, 2 ore andare, 2 ore tornare, e dice quello è il vero lavoro, poi in ufficio ci riposiamo. Ecco, queste persone con lo smart working sono state agevolate, non immaginiamoci quello che succede qui in provincia. Ecco, questo secondo me, considerando che ci sono imprenditori, ristori, il decreto deve essere ancora approvato, fai la domanda, i soldi arriveranno ad aprile a maggio, ecco, questo governo è già partito con la musica sbagliata, perché Sì. dobbiamo aiutare gli imprenditori e invece ci dimentichiamo dell'ossatura dello Stato italiano, dello Stato dell'Italia, che è quello della piccola e media impresa, e anzi magari, fra virgolette, tolleriamo anche, vabbè, se chiude qualche impresa, pazienza. Ma allora va bene chiudere le imprese se il mercato è competitivo e quella è la selezione naturale, ma se tu Stato mi obblighi a essere chiuso e in più aiuti le categorie che non hanno sofferto, patito a livello economico, le incentivi ulteriormente, c'è qualcosa che non va. Cittadini di serie A e cittadini di serie B. Allora, Mari, non mi sottraggo alla domanda, ovviamente. Allora, intanto io devo essere molto sincero, da anni lavoro fianco a fianco a dipendenti pubblici e va sfatato anche questo falso mito, nel senso che io ho incontrato davvero bravissime persone che con passione si dedicano al proprio lavoro e nel rispetto anche dei cittadini che noi amministratori rappresentiamo. Certo che in questo momento, visto che comunque il dipendente pubblico ha uno stipendio garantito, opportunità avrebbe voluto che magari l'intervento fosse fatto innanzitutto nei confronti delle persone che oggi non hanno uno stipendio sicuro o addirittura non hanno più uno stipendio. Io francamente ho capito poco questa scelta. Perché quando c'è carenza di risorse e si è in un momento di emergenza assoluta come quella che stiamo vivendo, è del tutto evidente che la scala di priorità deve essere data dalla gravità della situazione in cui un cittadino si trova ed è del tutto evidente che fra una persona che comunque ha uno stipendio garantito che gli garantisce una certa qualità di vita e il padre di famiglia che non sa come dire ai figli che non ha i soldi per dar loro da mangiare e dovrà rivolgersi alla Caritas, cioè io mi preoccuperei prima di questo. È una scelta che quando vedrò il ministro Brunetta chiederò la ratio di questa decisione perché mi lascia francamente molto dubbioso. Bene, allora Assessore rimanga ancora con noi, lanciamo un piccolo stacchetto pubblicitario e poi affronteremo ancora temi economici. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it.
Bene, eccoci di nuovo in diretta, ringraziamo e diciamo chi siamo, insieme alle persone TV, nuovo concetto molto moderno, quindi usando Facebook e YouTube di considerare informazione. Quindi partiamo con le notizie della nostra testata Il Sestante News, il giornale online quotidiano, e poi ovviamente il TG, dove andiamo a recuperare a metà mattinata le informazioni che ci sono su web, le notizie che ci sono su web, sulle testate giornalistiche. Una piccola rubrica di 5, 6, 7 minuti che mi concedo ogni giorno per parlare di quello che le mie sensazioni su quello che succede in Italia e anche nel mondo, e poi ovviamente il nostro pezzo forte, il talk show che facciamo il mercoledì e giovedì qui in diretta su Canale 15, in attesa poi di andare fuori non appena partecipare a convegni e confrontarci con il mondo esterno appena ci sarà possibile. Bene, allora Zambon, invece, vediamo, prima abbiamo parlato un po' di quello che sono un po' le problematiche dell'imprenditore, però invece nel suo caso diciamo che piano piano il consumatore, cioè chi ha intenzione di cambiare auto, si trova finalmente un po' in evoluzione, quindi non più comprare l'auto, ma finalmente pensare a un investimento più leggero. Ecco, ci vuole raccontare un po' come sta andando il mercato dell'auto e che tipo di evoluzione sta facendo il consumatore da questo punto di vista? Sì, devo dire che in questo periodo il comparto del noleggio a lungo termine sta andando bene, sta guadagnando quote di mercato a discapito della proprietà. Probabilmente c'è una maggiore razionalizzazione, una maggiore attenzione alla spesa. Si è un po' capiti che non vale la pena immobilizzare anche dei capitali per avere un'automobile quando si può avere la stessa automobile con un canone mensile che comprende tutto, fisso, certo, determinato, e quindi ci si protegge anche dal rischio economico e alla fine si va anche a risparmiare. Dicevo che il nostro settore sta andando bene, ma dov'è che stiamo guadagnando quote di mercato? Soprattutto nel comparto privati e microimprese. Ho avuto modo di analizzare l'andamento dei dati economici della società leader del settore e ne è emerso che nel primo bimestre 2021, quindi gennaio-febbraio, rispetto al primo bimestre 2020, quando ancora non era iniziata la pandemia, c'è stato un aumento del 35%, un aumento mai visto negli anni scorsi. Allora, questo dipende anche da un insieme di fattori. Da un lato la proposta delle società di noleggio. Hanno capito che c'è un mercato in un momento un po' particolare che ha forti potenzialità di crescita, ma sono riuscite, con accordi anche con le case costruttrici, a ridurre il costo medio del noleggio. Oggi ci sono delle offerte che permettono a tante famiglie di accedere a questo servizio. Un altro contributo deriva dagli ecobonus, gli incentivi soprattutto a cambiare il veicolo con motorizzazioni innovative e meno inquinanti, auto elettriche ed ibride. Quindi la somma di questi due fattori ha determinato delle offerte con dei costi sensibilmente più bassi a quelli che avevamo fino a 1 o 2 anni fa e ha favorito l'accesso ad auto nuove a molte famiglie. C'è stata anche una conseguenza di si va verso anche una riduzione dell'inquinamento, perché l'Italia ha un parco circolante che ha un'anzianità media abbastanza elevata, sono auto molto spesso inquinanti. Oggi ci sono delle motorizzazioni alternative, auto elettriche, ibride, però c'è anche un po' di incertezza nell'approcciare a questa tipologia di motorizzazioni perché sono nuove. A cosa vado incontro? Saranno efficaci, efficienti, saranno veicoli che si svalutano, investo il mio capitale e poi non rimane nulla. Ecco che allora con il nostro prodotto la famiglia che vuole anche
provare ad accedere a questa tipologia di motorizzazione lo può fare mettendo in preventivo sin dall'inizio quella che sarà la spesa per questo nuovo veicolo. Ecco bene, in effetti il vantaggio che una volta bisognava investire, non so, 25.000 euro di capitale, no? E quindi pensare a fare finanziamento, pensare a staccare un assegno, fare il bonifico alla concessionaria. Oggi invece magari con 200 euro, 300 euro esci, usiamo questo termine, direttamente con la macchina dalla concessionaria e hai la possibilità a 200 euro al mese di avere una macchina completa. Quindi è un vantaggio enorme, Sì. specialmente in questo periodo dove ci sono grandi incertezze, non solo, come diceva, sono d'accordo con lei Zambon, anche sul fatto che fra 3 anni, 4 anni, come sarà il mercato dell'auto? Andrà all'elettrico? Saremo full electric, hybrid, benzina, diesel? Quindi effettivamente uno compra una macchina, magari dopo 3 anni potrebbe essere cambiato completamente lo scenario, al di là dell'aspetto proprio economico che 25.000 euro, 30.000 euro adesso per una scatola di metallo effettivamente magari molte persone non ce l'hanno, però è anche un problema di prospettiva. Però con i 25.000 euro non hai finito la spesa, dopo devi esatto, pagare quindi, l'assicurazione, sì, pagare esatto. le manutenzioni, i pneumatici, invece con i 200-300 euro mensili non hai altre spese, è incluso tutto. Ed hai un costo certo, ti libera anche dai pensieri poi, tra l'altro, perché hai un unico referente, l'auto si rompe, hai un'altra auto non devi pagare nulla per aggiustarla, quindi... Ecco, assessore Marcato, ho sentito, quindi ci sono delle realtà che effettivamente, come accennava anche lei prima, stanno, come dire, dando qualcosa in più, cioè stanno dando consigli alle persone su come ottimizzare le proprie risorse personali, economiche. Quindi un mondo comunque economico che sta cambiando, però ecco, quello che invece volevo chiedere, secondo lei su certe cose l'imprenditore è un po' sordo, cioè nel senso si aggrappa pervicacemente a quello che vuole fare, a quello che faceva prima e lo vuole continuare a fare, non si rende conto, oppure secondo lei è proprio lo Stato, diciamo il governo che non ha saputo mettere in atto delle manovre perché questa cosa comunque avvenisse in maniera più fluida? Beh, attenzione, ci sono dei settori che a prescindere dalla lungimiranza dell'imprenditore, dalla capacità, dalla passione e anche dalla voglia di innovare, comunque sono stati massacrati e poco si poteva fare, nel senso che, ripeto, gli imprenditori nel settore delle fiere, e questi poveretti potevano investire tutto quello che volevano, ma nel momento in cui tu mi chiudi la possibilità di far fiere, io non faccio nulla. Gli allestitori delle fiere, anche questi massacrati, pensate a quelli che organizzavano concerti di musica classica, di musica pop, di musica rock, fermi tutti. Pensate a tutto l'indotto, cioè anche ai camioncini che vendevano i panini e le birre ai mega concerti da 50-100.000 persone che facevano il loro fatturato in quegli ambienti, massacrati tutti. Cioè, questi qua, uno poteva essere un bravo imprenditore quanto voleva, ma di fatto non aveva possibilità. E ripeto, su questo il governo ha avuto delle responsabilità gravi di intervento. Oggi siamo di fronte a uno scenario ancora molto fluido, perché di certezze non ne abbiamo, nel senso che se noi oggi avessimo quantomeno un cronoprogramma di vaccinazioni, almeno uno, insomma, potrebbe anche programmare qualcosa, ma non avendo certezze sui vaccini, non avendo certezze sulle tempistiche e non smetterò mai di dirlo, avendo dalla mattina alla sera i cosiddetti esperti che ci dicono tutto il contrario di tutto, hai voglia tu a fare l'imprenditore. Certo che chi ha avuto sempre nei settori dove si poteva lavorare, chi ha avuto la velocità di adattarsi ai mutamenti che stiamo vivendo ha più possibilità di sopravvivere e di avere una prospettiva futura. Però io che sono un decisore, così come lo è anche l'amico Giuseppe Pan, che è il mio capogruppo, noi che abbiamo la responsabilità della decisione, cioè noi ci basiamo anche
sui dati che ci vengono dati dai cosiddetti esperti, ma io guardi, da stamattina a oggi ho sentito esperti che ci hanno detto che entro l'estate vaccineremo tutti. Poi sono arrivati altri, oggi pomeriggio la notizia è che vaccineremo tutti entro settembre, che non è esattamente entro l'estate, perché vaccinare tutti entro l'estate significa liberare l'estate e quindi turismo, aziende, impresa, economia. Arrivare a liberare tutti a settembre, ottobre, vuol dire che ti bruci la stagione estiva. Poi ho sentito ieri un altro esperto, ieri sera, uno dei luminari, non faccio nomi perché non voglio fare pubblicità a questi signori, che diceva noi arriveremo all'immunità di gregge a fine 2023. Cioè ragazzi, mettetevi d'accordo, perché allora se è vero questo, allora dovremmo tutti investire di più in tecnologia che ci consenta di convivere con il virus. Io lo dico da maggio dell'anno scorso, ovviamente non mi ascolta nessuno, ma siccome esistono delle tecnologie che abbattono e uccidono i virus, e perché invece non investiamo su sta roba qua? Allora le mettiamo nelle aule scolastiche e mandiamo i ragazzi a scuola, le mettiamo nei ristoranti e mandiamo la gente al ristorante, le mettiamo nelle fabbriche e mandiamo la gente a lavorare in tranquillità. Cioè, io per esempio con le università del Veneto ho fatto un investimento davvero cospicuo prima dell'estate del 2020 e ho chiesto loro: studiatemi assieme alle aziende con le reti innovative regionali, che sono uno strumento che abbiamo fatto noi Regione Veneto, studiate dei processi produttivi che siano resilienti, parola che va molto di moda, cioè dobbiamo immaginare una capacità produttiva che sia in grado di reagire efficacemente e velocemente a sconvolgimenti repentini che possono arrivare. Anche perché se voi andate molto banalmente ad analizzare gli ultimi anni, cioè noi abbiamo avuto l'11 settembre, dopo più o meno 10 anni, la crisi dei subprime che ha invaso tutto il mondo. Dopo 10 anni il virus. Quindi questo significa che c'è una ciclicità anche di queste crisi pandemiche. E allora, se già lo sappiamo questo, pensiamo a un'economia che sia in grado di reagire a queste crisi, perché se noi aspettiamo che il virus se ne vada del tutto e nel frattempo chiudiamo, cioè ragazzi, guardate che allora all'inizio c'era un'emergenza sociosanitaria e quindi bisognava tutti lavorare per salvare vite. Dopo è arrivata l'emergenza economica. Oggi c'è un'emergenza altrettanto grave, che è quella della tenuta della nostra testa. Cioè c'è un problema di tenuta psicologica. Io penso ai ragazzi a cui abbiamo rubato di fatto un anno, sia da un punto di vista della crescita personale, sia da un punto di vista della crescita culturale con la didattica a distanza. Che a questi ragazzi che hanno passato anche l'ultimo dell'anno chiusi in casa con i genitori, cioè adesso andare a dire a questi dovrai studiare fino a tutto giugno e poi l'estate, sai cosa ti dico? Te ne stai a casa ancora con i genitori. Non è possibile. Non è possibile. A 16 anni tu hai bisogno di stare con i tuoi coetanei, hai bisogno di fumarti la sigaretta di nascosto, hai bisogno di tornare tardi il sabato sera, hai bisogno di andare in discoteca, hai bisogno di fare tutti quei passaggi, a volte anche deludenti, ma che ti fanno crescere. Non esiste crescita del giovane rimanendo a casa, questo è innaturale, è una forzatura. Allora io non mi stancherò mai di dirlo, secondo me abbiamo investito pochissimo in innovazione e ricerca e tecnologia per convivere con il virus. Avremmo potuto fare molto di più, però il mondo va da questa parte, evidentemente hanno ragione loro. Ecco, a proposito di quello che ha detto Marcato, Pan, sembra quasi che io ieri ho fatto vedere il grafico di come a giugno, luglio dell'anno scorso e agosto c'erano proprio, il grafico era proprio arrivato quasi alla base, c'erano 200, mi ricordo bene che quando sullo spiaggione, come si dice, leggevamo i dati, 200 malati al giorno, però 15.000, 17.000 in tutta Italia, quindi è andata avanti per 3-4 mesi questa cosa qua, ma evidentemente sembra, anche le proposte che ha fatto l'assessore Marcato, cioè di una migliore ottimizzazione, sembra che effettivamente qualcuno dica deve durare questa pandemia, cioè questa tensione sociale, questa scaricare sempre le responsabilità sugli imprenditori, su certe categorie,
debba insistere sui vaccini, parlare di vaccino, di passaporto obbligatorio in piena, come dire, potenziale lesione anche dei diritti individuali, quindi parliamo anche di cose delicate. Ecco, questa strategia del terrore, chiamiamola così, questa cosa che deve durare, evidentemente, io la butto lì, devono arrivare questi soldi del Recovery Fund perché questa cosa si taccia per sempre. Beh, guardi, io volevo fare qualche considerazione, tanto saluto l'amico Roberto che naturalmente lui ha fatto un quadro economico importante di quella è la situazione adesso nel nostro Veneto, ma anche in tutto il resto della nazione. Io che mi sono occupato comunque di virus, non sono un medico, non sono nulla, ma a livello animale, ma vedendo anche come vanno queste evoluzioni dei virus particolari, non è che questi qui passino in un anno, passano in 3, 4, 5, a volte restano per sempre, cioè un virus ce l'hai per sempre, come il diamante, dicevamo noi, no? Quindi dobbiamo conviverci e dobbiamo trovare le soluzioni, ci sono le soluzioni, come ricordava adesso Roberto, tecnologiche che bisogna assolutamente portare avanti, ma poi ci sono le soluzioni che sono quelle vaccinali, come noi facciamo i vaccini agli animali per l'aviaria, che poi è molto simile a una SARS comunque che si passa tra animali, l'uomo è anche un animale, quindi ci si passa un virus un animale particolare però. No, però ma siamo più o meno lì, perché poi la peste suina, poi ci sono tante altre cose che comunque naturalmente passano attraverso le catene alimentari, attraverso gli animali e all'uomo, no? Quindi sicuramente questo è un virus che non andrà via domani mattina, è un virus che è in evoluzione. Abbiamo visto le varianti che adesso stanno imperversando, oggi 27.000 positivi, mi pare più di 326, 27 morti, quindi cioè, questo non è che passi domani mattina e ci saluta perché arriva un po' di sole a maggio e a giugno, questo resta latente e poi riparte quando decide lui di ripartire, quindi abbiamo visto che comunque lì assembramenti, visto la socialità, naturalmente non è che possiamo sempre stare chiusi a casa, c'è una stanchezza generale di tutti, abbiamo ricordato i ragazzi, ma ricordo gli anziani io che sono segregati in casa da un anno, che non vanno neanche al cimitero a trovare i cari o non vanno ai funerali, ci sono fette della società che non sono terrorizzate da questo virus, giustamente, e l'unica soluzione che è anche stata accelerata e che io vedo sono quelle dei vaccini, i vaccini che a oggi purtroppo abbiamo visto quale difficoltà ci sia stata da parte purtroppo da una disorganizzazione del passato governo che fortunatamente adesso al posto di Arcuri ci hanno messo un generale degli Alpini, io che sono anche un ufficiale degli Alpini in congedo, mi si è aperto il cuore perché io manco questo, le idee chiare, questo è uno che sta zitto, non lo vedete mai in TV a farsi la grande pubblicità, ma va via come un treno probabilmente, quindi abbiamo una grande speranza davanti non di lui ma di tutta la logistica del nostro esercito, ma allo stesso tempo anche dell'arrivo di queste dosi. Abbiamo visto purtroppo oggi il ritiro di 500.000 dosi di AstraZeneca che sembra abbia qualche problema, cioè quindi vaccini che sono stati fatti anche in velocità da alcune aziende e che comunque hanno anche qualche problema l'hanno dato. Quindi siamo a oggi circa a neanche il 10% della popolazione vaccinata in tutto il paese, forse anche molto meno. Siamo 1.800.000. Un milione e mezzo di dosi somministrate circa. Sì, quelle che hanno preso e poi naturalmente ci sono qui quella doppia cosa. Quindi sicuramente quello è quello che noi dobbiamo portare avanti. Uno per liberarci dalle mascherine, per avere la socialità, per ritornare a essere comunque liberi di fare le nostre cose, ma dall'altro lato anche riaprire il turismo, riaprire le piscine, riaprire lo sport. Abbiamo lo sport completamente devastato, i nostri ragazzi devono andare a scuola. Giusto, quindi se vogliamo liberarci, l'unica soluzione è il vaccino. Proprio oggi in quinta commissione discutavamo con l'assessore Lanzarin del nuovo piano vaccinale, che comunque prevede tutta una serie di ulteriori, soprattutto in Veneto, incrementi di vaccinazione per arrivare a 50.000 vaccinati al giorno e naturalmente questa è un'ottima ripresa appena arriveranno queste nuove dosi. Abbiamo una convenzione fatta dal Presidente Zaia con il mondo delle imprese, quindi sono tanti imprenditori, quindi anche
con commercio, Confindustria, col diretto, tutta l'impresa veneta, ma anche quella nazionale, stanno facendo convenzioni per vaccinare all'interno delle aziende dove si hanno i medici del lavoro. Stiamo vaccinando tutte le classi, le coorti degli anziani a partire dagli anni 40 fino dai 108 anni in giù ai 80 in su, quindi entro marzo saranno vaccinati tutti. Però Abbiamo, con questo ritmo... però quella è la soluzione, cioè dobbiamo arrivare a sta famosa immunità di gregge che naturalmente 70%. Abbiamo visto stati come Israele, come l'Inghilterra, eccetera, che stanno arrivando e quindi stanno aprendo naturalmente. Ma con questo ritmo mi sa che ci vorrà... Beh, ci vorrà un anno, dicono, per arrivare alla... però gli esperti, io non sono un esperto, ma una cosa che voglio dire in più è che non è che una volta vaccinati, una volta con la seconda somministrazione sia passato forever, cioè questo vaccino dobbiamo farlo ogni anno, cioè non è che sia passato qui, cioè noi ogni anno dobbiamo rivaccinare tutta la popolazione come quelli dell'influenza, quindi abbiamo bisogno, come dice il nostro ministro Giorgetti a Roma, di riprodurcelo qui in luogo, in Italia, cioè quindi noi dobbiamo avere industrie, e le abbiamo, farmaceutiche importanti, che siano in grado di produrre nei prossimi 10 anni questo vaccino, con tutte naturalmente le varianti del vaccino rispetto alle varianti del virus, perché ogni anno dobbiamo rivaccinarci tutti. Per questo è quello che noi dobbiamo mettere in piedi. Quindi ci vuole la logistica dei vaccini. Dobbiamo arrivare a produrci il vaccino su brevetto nostro o su licenza e dall'altro canto mettere in moto tutta la macchina che si sta mettendo in moto e che sia una macchina che non si ferma a settembre, ma va avanti, cioè deve andare avanti continuamente. Questo è quello che dobbiamo fare per liberarsi sia dal punto di vista sanitario ma soprattutto dal punto di vista anche economico. Ecco, salutiamo l'onorevole Roger Demenech, grazie onorevole, so Buonasera. che è appena rientrato Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, so che è appena rientrato da Roma, quindi grazie veramente della sua disponibilità. Allora approfitto, onorevole, le leggo due messaggi che abbiamo ricevuto. Uno dice non sta cambiando nulla con Draghi, un altro dice grande Draghi sta cambiando tutto. Cioè, io non capisco, alla fine lei come la vede? Io credo che la verità sta in mezzo. Chiaramente rispetto all'approccio sanitario non è che può cambiare tutto, non può cambiare nella gestione nazionale, non può cambiare nella gestione regionale, non può cambiare quando siamo costretti, ahimè, come lo stiamo costretti anche in Veneto, a chiudere le scuole. Rispetto al contrasto alla pandemia, i mezzi oggi nelle nostre disponibilità sono quelli, li sappiamo, sono le chiusure, sono cercare di gestire le curve di contagio per cercare di contenerle, e credo quindi che in questo senso quello che succederà anche, ahimè, da qui a Pasqua sarà né più né meno di quello che è successo durante il periodo di Natale, perché è l'unica mezzo che abbiamo per cercare di abbassare quella maledetta curva del contagio. Questa è la verità. Senta, onorevole, ma mi dica la verità, lei che è a Roma, insomma, e quindi frequenta Montecitorio, ma voi come PD, cioè, vi sentite un po' meglio con Draghi oppure eravate meglio con Conte, sinceramente? Ma noi guardi, ci siamo trovati bene sul lavoro con Conte, ci stiamo trovando bene sul lavoro con Draghi, perché i problemi in questa fase straordinaria, e questo è un governo assolutamente straordinario, perché insomma forze politiche anche molto distanti fra di loro stanno insieme. In questa fase straordinaria, ragazzi, le cose da fare le sappiamo, e bisogna solo rimboccarsi le maniche e cercare di risolvere i problemi. Quindi, insomma, chi credeva che con un colpo di bacchetta magica la pandemia finiva perché cambiavamo il primo ministro, probabilmente non ha capito cos'è una pandemia mondiale. E quindi questa è la verità, e non è colpa proprio di nessuno, nel senso che questo ci siamo a trovare. Invece possiamo sicuramente migliorare, non tanto sull'aspetto sanitario, come dicevo, ma quanto su tutte le norme molto importanti, sulla velocità della comunicazione, sulla velocità soprattutto, io ci tengo in maniera molto particolare, perché questo cambio di governo ha rallentato quei famosi 32 miliardi del decreto ristori, indennizi, insomma il nome mi interessa veramente poco. Ecco, oggi noi dobbiamo correre. Io sono uno di quelli che sta rompendo le palle al governo tutti i giorni, ai ministri, sia a quelli vicini al Partito Democratico, ma anche in questo campo
non è molto importante a tutti i ministri perché venga approvato e venga approvato bene, cioè le norme vengano fatte bene, proprio per dare un indennizzo importante a quelli che oggi sono costretti a stare chiusi per via del virus. Io credo che questa sia la cosa più importante e nell'agenda del governo oggi questa è la priorità, perché poi sapete c'è il piano europeo, c'è il recovery, sì, ok, tutte cose che dobbiamo fare bene, però oggi la priorità è da una parte le misure di salvaguardia per contenere la pandemia e dall'altra l'immediata disponibilità delle risorse per dare un minimo di indennizzo a tutti questi nostri imprenditori che sono in grande difficoltà. Questo è il lavoro e credo che questo lavoro non abbia un grande colore politico, c'è solo veramente da rimboccarsi le maniche e lavorare a testa bassa. Ecco, dobbiamo allora chiudere con l'assessore Marcato perché abbiamo il tempo concordato è giunto al limite. Assessore, prima di chiudere il collegamento voleva aggiungere qualcosa, un auspicio, un obiettivo, qualcosa, una speranza da dare al Veneto, ai veneti? Ma allora, io sono per natura ottimista e ho visto la capacità di reazione che hanno avuto i veneti e gli imprenditori veneti durante quest'anno maledetto. E quindi io sono fiducioso che riusciremo a trovare una nuova normalità. Non ritorneremo al 2019, questo no, ci sarà una nuova normalità. Probabilmente avremo imparato anche qualcosa e insomma se arrivano questi vaccini e li facciamo a tamburo battente, se il governo capisce esattamente di che cosa ha bisogno l'impresa non solo veneta ma italiana, io credo che insomma in qualche mese potremmo uscire da questo dramma e dare quindi una prospettiva diversa ai nostri concittadini e non mi stancherò mai di dirlo, ai nostri giovani che secondo me stanno pagando lo scotto più alto di questa crisi. Bene, grazie, veramente grazie Assessore della sua disponibilità, del suo contributo. Io spero che anche gli amici a casa abbiano apprezzato anche le sue parole di ottimismo. Grazie ancora. Allora, grazie a voi, grazie. Buona serata e saluto i suoi ospiti. Buonasera, grazie Assessore. Allora, Beniamino Boscolo Capol, a Chioggia che si dice? Cioè, com'è la situazione vaccini? C'è la popolazione attenta e sensibile? Perché poi Chioggia, cioè, il mare porta benefici ovviamente, poi io frequento spesso Chioggia per motivi di lavoro, quindi la gente è tutta con le bici elettriche, quindi c'è una popolazione in continuo fermento, quindi com'è la situazione lì in città? Beh, intanto una cosa che è da dire è che abbiamo un'area ricca di iodio e quindi per fare una premessa sulla salubrità della nostra area, della nostra località, molto anche consigliata dai pediatri per le famiglie che hanno bambini che vengono in vacanza, e dà un senso di libertà e di purezza, insomma, per quanto riguarda la qualità di vita. Certo, però la pandemia arriva dappertutto, il virus c'è, quindi bisogna stare attenti. Le cose che dispiacciono sono la mancanza di controlli, laddove arriva il sole, il sabato e la domenica, tutti escono, arrivano anche meno male turisti in città, magari quelli del sabato e della domenica, piuttosto che a passeggiare, e lì non si creano gli assembramenti. Alla domanda che ha fatto come siamo con il Covid, con i dati eccetera, non ci possiamo lamentare vedendo quello che succede in giro, perché alcune realtà sono veramente in sofferenza, noi molto meno, quindi però credo sia importante che ci siano anche i controlli, perché ci sono molte attività. Adesso vedremo cosa succederà lunedì, che parlano di zone rosse, di mini lockdown, quello che deve succedere lo scopriremo presto, però ho visto tanta amarezza per molti ristoratori, molti che potevano aprire, ovviamente seguendo quei rigidi protocolli, riducendo anche la capacità di ospitare clienti e che cercavano anche di invitare, educare i clienti a comportarsi bene e a tenere anche distanziamento sociale. Molte altre invece realtà non le facevano e questo non serve a niente, perché se in un momento di contagio una parte della popolazione si comporta bene e l'altra no, anche l'altra va a produrre nocumento per quanto riguarda
nel complesso della popolazione. Ma in generale dico, 2 giorni fa, credo 2 giorni fa, un anno fa, quindi 1 anno e 2 giorni fa, ci veniva comunicato dal governo che si entrava in lockdown totale, si stava a casa. A distanza di 1 anno sembra che siamo tornati indietro, non c'è stato nessun miglioramento, tutte le azioni, e parlo sotto il profilo sociosanitario, sono servite a molto poco. Adesso si parla di produrre vaccini, anche l'Italia si deve attrezzare per produrre per i prossimi 10 anni ed è giusto e bisogna farlo, ma io dico perché il governo non ci ha pensato 1 anno fa a dire, visto che arriverà questa pandemia, è già arrivata, anzi documenti dei vertici sanitari già a dicembre del 2019 scrivevano che dalla Cina sarebbe arrivata in Europa qualcosa di tremendo. Allora, se si pensava 1 anno fa a produrre i vaccini, forse non eravamo nelle condizioni di dover subire passivamente la disponibilità di altri e con tutto quello che abbiamo visto. Tra l'altro parliamo che la ricerca in Italia è un'eccellenza, che abbiamo dei ricercatori che vanno in tutto il mondo a operare, sono i più ricercati, scusate il gioco di parole, e non pensiamo noi di fruttare queste eccellenze che abbiamo in Italia proprio per le cose che servono. Tra l'altro anche ho sentito parlare di ristori che si chiameranno indennizi e quello che vogliamo, di far presto, che il governo deve fare questi DPCM, deve fare queste leggi, questi decreti. Però se dopo non ci sono i decreti attuativi che materialmente si codificano in soldi che ti arrivano, parlo anche della cassa integrazione piuttosto che altro, i soldi ci sono a Roma, c'è la legge, c'è il decreto e poi non arrivano. Perché? Perché bisogna fare i decreti attuativi, perché bisogna rendere concreto quello che è l'indirizzo politico. E ancora, abbiamo sentito prima all'inizio sui dipendenti pubblici, io non mi appassiono né a difenderli né a condannarli, cioè secondo me è un ambiente, come ho visto tanti altri ambienti, fatto di capitale umano, di persone più brave, persone meno brave. Però è anche vero che se vogliamo aiutare le imprese dobbiamo fare in modo che l'apparato pubblico inizi a funzionare, che sia efficiente. Un dato, uno studio della CGIA di Mestre, che è straordinario leggere quel centro studi quando fanno delle news, dice che l'inefficienza pubblica costa allo Stato, inteso come privato, 220 miliardi all'anno. E allora io dico che se dobbiamo dare 100 euro di più ai dipendenti pubblici, al di là che magari ho sentito che forse non era il momento più giusto centrarlo, ma vedendolo in prospettiva, se io do qualcosa di più, cerco di agevolare il clima nell'ambiente di lavoro e lo lego magari a della produttività, perché il livello di produttività, viva Dio, deve essere sempre davanti, non posso io andare a lavorare solo per il 26 del mese. Quindi lei dice che sia il momento giusto, che cambieranno le cose, quindi vabbè, speriamo Capon che le cose possono cambiare. Salutiamo pubblica amministrazione è proprio vostro, Brunetta, quindi ma l'ha fatto. Io non penso che per carità, il ministro sei di Forza Italia. Però non penso che in 3 giorni sia tutta farina del suo sacco, cioè fare una riforma. La firma è sua. La firma è sua, Draghi è stato molto laconico, ha detto c'è molto da fare. Tra l'altro è anche di Venezia, quindi esatto, giochi in casa. Giochi in casa, adesso non volevo mettere, ma visto che ci siamo... Vabbè, il ragionamento è giusto, Draghi stesso ha detto c'è molto da fare, quindi questo la dice lunga. Salutiamo un nuovo ospite, Germana Scarazzato, buonasera, direttrice Ice Dance Studio Milano. Ecco qua la nostra Germana, è un'imprenditrice appunto della buonasera a tutti. Buonasera Scarazzato, ecco quindi lei oggi interviene come rappresentante di una categoria che ha un po' sofferto, quello della danza, ovviamente quello assieme al mondo dello spettacolo, le attività sportive che hanno un po' sofferto. Ecco, però io l'ho invitata molto volentieri perché lei mi ha dato uno spunto incredibile, cioè mi ha detto è inutile piangersi addosso, cioè nel senso, ecco, sviluppiamo questo teorema, cioè perché ormai il passato è passato, bisogna guardare con ottimismo, non dico con positività, ma con ottimismo a certe situazioni e dare un significato diverso, perché comunque anche il vostro ruolo
è molto, molto costruttivo, siete a contatto con i giovani, siete a contatto con le persone che vogliono migliorare il proprio corpo, vogliono stare bene, quindi il suo è un atteggiamento che mi ha molto coinvolto, ce lo vuole spiegare un po'? Beh, piangersi addosso è poco, direi, perché la nostra categoria direi che è una delle più massacrate, ecco, senza parlare dei ristori che proprio non se ne parla. La fortuna magari è che in questo periodo, forse sarà il mio carattere, non lo so, il mio modo di vivere le cose, cerco di vedere sempre, tirare fuori un lato positivo, altrimenti dovrei chiudere assolutamente la baracca e salutare tutti dopo 30 anni di lavoro. E io mi sono data da fare e ho detto bene, avendo la fortuna di avere un proprietario dei locali dove io svolgo la mia attività come associazione, che è stato molto tollerante, ha detto anche lui imprenditore, ha detto guarda, finché non lavori non posso neanche romperti le scatole sull'affitto, quindi direi che questo è stato un punto molto a mio favore. Ho preso e mi sono data da fare, mi sono iscritta a un corso che volevo fare da molto tempo per andare avanti nella speranza che quando riapriremo, il che non saprei dire quando perché si sposta sempre più in là, potrò offrire delle cose nuove per tutte le persone che vengono. Certo è che queste date vengono sempre posticipate, per cui c'è, al di là della mia positività, c'è molta difficoltà da parte di tutte le allieve, di tutte le persone che vengono nella scuola, soprattutto le adolescenti e le preadolescenti ne stanno soffrendo tantissimo. Io non so cosa succederà. Ecco, cerco di essere propositiva. Sto facendo e prenderò questo diploma nazionale per questo corso di Pilates Yoga in sospensione aerea sulle amache, che è una cosa molto bella, e vediamo cosa succede nella riapertura. Certo è che più di questo non riesco a poter essere ottimista, ecco, non ho... Sì, però diciamo che comunque già un bel atteggiamento rispetto a un problema che comunque lei non può risolvere da sola, e però almeno abbiamo la possibilità di vederla con una luce diversa, ecco, perché tanto le cose non si possono cambiare, stiamo un po' subendo tutti, però almeno reagiamo con una cosa, con un investimento che poi alla fine dopo le porterà, diciamo, i frutti. Ecco. Lei sta facendo lezioni online con i suoi alunni? Come... Ho fatto delle lezioni online, però ovviamente le bambine non ne possono più, le ragazze non ne possono più di vedere sto schermo, soprattutto la distanza, ma poi loro passano ore davanti allo schermo, quindi figuriamoci, dopo c'è la maestra di danza, che anche la maestra di danza la vediamo in lontananza. Le dico, non è semplice, ecco, la situazione sicuramente. Il problema è che lo sport, la danza e tutte le attività non vengono considerate come terapeutiche. Ecco, viene considerato così, bah, facciamo qualcosa. In realtà l'attività sportiva, l'attività di danza e tutte queste attività che regolano il prendersi cura di se stessi sono terapeutiche, servono tantissimo, tanto è vero che noi abbiamo visto tantissime persone durante il periodo del lockdown che andavano fuori a correre, persone che non hanno mai messo le scarpe da ginnastica. Questo vuol dire che la gente ha bisogno di uno sfogo, ecco, non è una cosa in più, tutt'altro. Ecco, no, poi oltretutto... Ecco, sono argomenti, questo, ecco, chiediamo anche a Pan che ha accennato prima, cioè lo sport serve per socializzare, serve per misurarsi con se stessi, cioè nel senso, adesso purtroppo, ecco, diciamoci la verità, noi genitori in questo momento stiamo rendendo ai nostri figli una vita molto facile, invece questi ragazzi che si mettono in gioco nello sport... Guardi, dai dati che ho io, il mondo dello sport in Italia cuba quasi non vorrei dire, ma un 10% del PIL tra professionisti e naturalmente tutto l'indotto fino agli amatori.
Cioè, abbiamo completamente squadre di calcio, di rugby, di tanti sport che non apriranno più, cioè, praticamente i ragazzini a questo punto sono abbandonati in casa. Io ho un figlio di 14 anni che è 10 ore davanti al computer, ha perso perfino la vista, ha dovuto portare all'oculista a mettere gli occhiali, che non ne possono più, tutti i suoi amici sono tutti in crisi questi ragazzini qui, non ne possono più di stare chiusi in casa davanti a una macchina. Guarda, io arrivo da una generazione che eravamo, come dico sempre, le scimmie che ci mollavano all'alba per i campi e ci recuperavano la sera. Se ci facevano uno scherzo del genere, dovevano legarci quelle catene per tenerci davanti tante ore così davanti a un computer, veramente. Quindi stiamo veramente rovinando una generazione. Ma veramente, quindi è un problema che diventerà, abbiamo ragazzini che vanno dal psicologo, ci sono bambini che hanno crisi, non vogliono più andare a scuola, più da mettersi, cioè c'è un sistema che sta crollando, è educativo. Ecco, onorevole De Menec, quindi questo aspetto dell'essere umano che ha anche una testa, cioè, poi diciamoci la verità, noi così mediterranei, che insomma il nostro plus è proprio quello di essere diverso magari dai tedeschi che sono più impostati, e noi invece siamo più creativi, siamo famosi nel mondo. Ecco, quindi stiamo molto soffrendo per un anno, perché non è stata solo un momento episodico, qualche mese e poi dopo questo tira e molla continuo, questo fate bene oggi, rimanete chiusi in casa oggi perché domani uscirete. Sì, facciamo i vaccini, 27 dicembre, nuovo piano vaccinale, vacciniamo tutti, partiamo. E stavo poi tirare il freno a mano e dire non ci sono i vaccini. Ecco, queste cose ed altre stanno facendo molto male agli italiani. Ecco, le posso dire che io che lavoro nel campo dell'informazione ho avuto contatti quest'ultima settimana con moltissimi medici e tutti loro sono preoccupati dei loro pazienti che vedono ancora più in crisi, cioè quindi loro che sono evidentemente il punto di riferimento per capire com'è il termometro della situazione, vedono invece gli italiani sempre più stressati, usiamo questo termine per non dire altro. Senza entrare nel dettaglio, c'è le costrizioni a casa, i litigi familiari, vabbè, quello con i figli, studia o non studia, stai attento, non riesco a concentrarmi davanti a uno schermo, quindi ci sono 30.000 fattispecie. Ecco, possibile che lo Stato da questo punto di vista, onorevole, non riesce a trovare anche una soluzione, cioè a trovare un compromesso. Si è lasciato a sé stante il popolo che abbandonato, mi passi il termine, in nome di una scarsa capacità contrattuale per l'acquisizione di vaccini, che comunque evidentemente, come diceva anche Pan, è l'unica soluzione per andare avanti, e alla fine cambiamo l'Arcuri con Figliolo, però il problema alla fine rimane. Ma io, allora, condivido in pieno le valutazioni. Anch'io ho 3 figli, tutti e 3 in età scolare, 2 vanno al liceo, tutti e 3 che fanno sport e che quindi subiscono le chiusure. Fra l'altro proprio da sabato chiuderanno le scuole in provincia di Belluno, dove tutti e 3 vanno a scuola, e quindi da sabato saranno tutti e 3 con la DAD, con la didattica a distanza, quindi capisco benissimo tutto. Però, come dicevo prima, rispetto alle misure di prevenzione del contagio, io non vedo nel mondo tantissime cose diverse rispetto a quello che facciamo noi. Io ho cercato proprio di capire, anche mettendomi con grande umiltà, per capire se c'erano soluzioni diverse. Ma guardiamo la Francia, guardiamo la Spagna, guardiamo la Germania, guardiamo la Gran Bretagna, che era partita con un modello diverso, che poi è dovuta tornare indietro, per esempio. Ecco, su questo, ecco, il tema vero, e sono d'accordissimo che parliamo sempre troppo poco dei giovani, è vero, perché la questione della scuola e dello sport, quindi dell'attività scolare e dell'attività extra scolastica, sono 2 temi fondamentali. Noi rischiamo veramente, ripeto, però io direi questo, per colpa di questa maledetta pandemia, di creare delle generazioni completamente diverse da quelle che sono venute prima e da quelle che verranno dopo. Questa è la verità, sia da un punto di vista scolastico, perché è chiaro che il rendimento, che la capacità di apprendimento, pensate ai laboratori, cioè la capacità che oggi è fondamentale di far lavorare insieme i ragazzini, di far lavorare dentro i laboratori, eccetera, e che queste generazioni avranno meno delle altre.
E sullo sport la stessa cosa, lo sport è salute fisica ma anche mentale, è molto importante per i ragazzini. Però il problema che mi pongo è qual è anche oggi, non qual era, perché stiamo affrontando la terza ondata, qual è l'alternativa alle chiusure dal punto di vista medico, scientifico, eccetera, eccetera. Guardate che su questo è un tema enorme, io mi pongo con grande umiltà, io non sono quello che pretende di avere le soluzioni in tasca, però io, ripeto, guardando quello che succede nel mondo, non ho visto grandissime novità rispetto a quello che facciamo noi. Altro tema è quello dei vaccini, che è un tema fondamentale, però anche qui, proprio le notizie di oggi intrecciano la capacità del mondo di produrli, la capacità dell'Europa di andare a prenderli, ma anche la sicurezza degli stessi vaccini. Guardate che in un anno siamo stati colpiti da una pandemia che erano decine, molti anni che non vedevamo nel panorama del mondo occidentale. E siamo riusciti in un anno, che è un tempo brevissimo per il mondo scientifico, a iniziare a mettere in campo dei vaccini, con tutto quello che a questo è correlato. Ovviamente le notizie di oggi, insomma, che io spero non siano così allarmanti come vengono fuori dalle agenzie di questi minuti, ci fanno capire che abbiamo veramente corso tutti quanti, ma non l'Italia, perché questo dobbiamo capire che è un problema planetario, è un problema globale. Allora su questo si poteva fare meglio, ma sicuramente si può sempre fare meglio. Per esempio sul tema indennizzi e ristori, l'ho detto io prima, no? Maggior velocità vuol dire anche dare più tranquillità a tutti gli imprenditori italiani. Però, ripeto, siamo nei confronti di un problema talmente enorme, complesso, difficile da affrontare, che mette insieme gli interessi della vita sociale con gli interessi alla vita, cioè alla salute, che è un interesse primario, perché è chiaro che a me, ripeto, dispiace da morire vedere i miei ragazzi che stanno a casa da scuola, però dall'altra parte guardo le curve di contagio che ogni giorno a mezzogiorno la regione proietta con le dirette, e queste due cose vanno intrecciate, ahimè, è bruttissimo ma è così. Bene, va ahimè. bene. Quindi su questo, ragazzi, c'è poco da fare, io non vedo in giro soluzioni tante diverse, ripeto. Dopodiché mi fa molto piacere, se posso, le parole che ha detto la signora Germana, che saluto, perché ha detto un accordo sociale importante fra lei, che è un'imprenditrice, e il proprietario dell'immobile. Ecco, io lo sottolineo questo perché l'abbiamo affrontato in tema parlamentare, il costo degli affitti, non sempre succede così, quindi faccio i complimenti a lei e anche al proprietario dell'immobile. Abbiamo anche provato ad intervenire su questo tema a livello centrale, ma è complicatissimo perché ci sono degli interessi privati, i proprietari degli immobili, eccetera, eccetera. Ecco, vedete, questo è un bel esempio di un'Italia che si dà una mano, perché c'è un imprenditore di un'attività a cui viene data una mano da uno che è un altro imprenditore perché ha una proprietà immobiliare. Ecco, non sempre succede nel nostro paese, lo dico perché ho approfondito tanti temi di questo tipo e io voglio sottolinearlo perché secondo me questo è un bel esempio. Insomma, dobbiamo tutti prendere coscienza che il momento è drammaticamente complicato, la diciamo com'è, perché così è. E io spero veramente che la campagna vaccinale prenda quota in sicurezza, oggi bisogna dire in sicurezza, e finalmente risolviamo questo problema che è un problema veramente ecco, le dico a proposito di vaccini, i vaccini che ha citato lei, onorevole, 2856 è il lotto dell'AstraZeneca ritirato dal governo italiano perché a Siracusa sono morte 3 persone nel giro di qualche settimana e quindi si pensa che possa essere ricondotto a questo lotto dell'AstraZeneca. Quindi Danimarca, che lei ha citato... Sono in corso le indagini del... Sì, no, è chiaro che noi non... È giusto dare un messaggio corretto tecnicamente. Esatto, sì, no, non c'è una correlazione, ma per il principio di precauzione, giustamente, sono state ritirate queste dosi da tutto il territorio, non soltanto nazionale, ma ormai tutti i paesi d'Europa stanno facendo la stessa cosa. Ecco, bene. Ecco, vediamo la telefonata da casa. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Chi parla? Sì, sono Paolo. Da dove? Da Milano. Sì, prego. Da Milano. Benissimo. Ecco, niente, volevo sottolineare esattamente quello che ha appena detto De Benec e anche la signora Germana, l'imprenditrice
della sala della scuola di danza. È veramente encomiabile sottolineare questa cosa, cioè che un proprietario dell'immobile vada incontro all'imprenditrice in difficoltà. Questo sarebbe un esempio veramente da moltiplicare e riprodurre, e non sempre è così. Io questa sera ho sentito di un ristoratore di un ristorante che ha 100 anni di vita, la Carbonera di Venezia, facciamo anche il nome, tanto l'hanno fatto vedere in TV, ai quali stanno chiedendo ancora 11.000 euro di affitto mensili. Allora io dico, è possibile che a livello centrale il governo decida di abbassare le tasse per i proprietari di immobili, che a sua volta abbasseranno gli affitti per i conduttori di questi immobili? Non credo sia una cosa impossibile, o no? Poi un'altra cosa, stiamo lottando contro una malattia, una pandemia che non ha precedenti. Quindi andare a sprecare energie per cercare responsabilità, questo ha fatto bene, questo ha fatto male, di cosa stiamo parlando? Dal momento in cui i vaccini sono stati acquistati dall'Europa e quindi non sono stati acquistati dal governo italiano. Bene, grazie Paolo da Milano. Allora, lanciamo subito la pubblicità, poi torniamo in diretta, abbiamo un altro ospite. Però anche da dire che questa cosa è un po', come diceva l'onorevole De Menech prima, c'è l'intervento dello Stato in un ambito privato, contrattuale privato, che c'è fra contratto di affitto fra proprietario e comunque di difficile gestione, perché è diritto insomma, il diritto moderno comunque prevede il rispetto degli accordi, quindi è un po' difficile, è un campo complesso. Sicuramente rispondiamo anche a Paolo, ci vuole più sensibilità, lanciamo un appello. Gli imprenditori del campo dell'immobiliare che facciano anche loro la loro parte, perché se ognuno fa la sua parte penso che le cose possono migliorare, ecco, quindi non possono che migliorare. Sviluppiamo una maggiore sensibilità non verso il denaro ma verso la persona che viene ospitata nell'immobile. Lanciamo la pubblicità e poi vediamo, ci sarà un altro ospite con un'iniziativa che ha fatto oggi molto molto particolare, fra pochissimo. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Bene, andiamo velocemente, ricordiamo che siamo insieme alle persone TV, abbiamo pensato a un nuovo concetto per fare informazioni usando principalmente il canale Facebook e YouTube, quindi tutte le nostre produzioni, compreso il talk show, sono lì, ogni giorno abbiamo un palinsesto con le fasce orarie, i TG, le informazioni, gli articoli di giornale, le rubriche e ovviamente il nostro pezzo forte, il talk show.
Insieme Idee Persone. Mettete mi piace a Insieme Idee Persone TV su Facebook e iscrivetevi al canale YouTube. Grazie. Abbiamo invece il collegamento, che salutiamo Aiello. Aiello, ecco, ci vuole un po' dire che iniziativa, Andrea Penzoiello, presidente di Veneto Imprese Unite, avete fatto una manifestazione di protesta oggi. Facciamo vedere alla regia, chiediamo alla regia di mandare in onda un paio di foto che siamo riusciti, ecco, siete andati in giro con dei cartelloni. Ci vuole un po' spiegare cosa avete fatto, Aiello? Mi sente? Non sente? Ecco, adesso magari con la regia chiediamo se... Mi sente, Aiello? Niente, no? E allora vediamo un po' la regia di risolvere questo problema. I commercianti, ecco, praticamente accenniamo un po' a quello che è stata l'esperienza di Aiello, è un presidente di questa associazione di imprenditori, di commercianti di Treviso, hanno rallentato il traffico, ecco, adesso magari c'è scollegato, vediamo un po', ci sente Aiello? Non ancora. Hanno praticamente rallentato il traffico in forma di protesta, cercando di attirare l'attenzione sulle problematiche dei commercianti. Eccolo qua, quindi hanno, fra virgolette, un po' congestionato il traffico, rallentato un po', invece di andare a 200 all'ora in tangenziale, si fa per dire, hanno rispettato i limiti proprio previsti dal codice su certe aree. Si sa che quando si cerca di andare veloci, un po' si sta attenti a andare un po' oltre quello che si può fare, ovviamente, penso, e quindi in questo caso invece avete rispettato in maniera importante. Ecco, Aiello, ci vuole un po' spiegare cosa mi sente adesso oppure niente? Sì, perfetto, ecco, abbiamo risolto. Ho fatto tutto io per lei, ho già spiegato tutto, quindi ci vuole un po' spiegare cosa... No, velocemente, quello che abbiamo fatto oggi e che andremo a ripetere anche domani è stato quello di bloccare determinate arterie sulle province di Treviso e di Belluno, doveva essere fatto anche su Vicenza, ma poi col questore abbiamo avuto un piccolo contrattempo, e il messaggio voleva essere molto chiaro, il fatto che questa gestione della pandemia che sta bloccando le filiere da noi rappresentate, che vanno a loro volta a rappresentare circa il 50% del prodotto interno lordo italiano, rischia poi di ricadere a cascata su tutto il resto della popolazione. Quindi il messaggio era che se veniamo bloccati noi ancora senza nessun aiuto, nessun indennizzo, prima o poi la cosa ricadrà sul trovare della popolazione, perché sono comunque le nostre tasse, i nostri contributi, i nostri investimenti a far crescere il paese. E quello che vogliamo oggi far provare al cittadino normale, che purtroppo si rende conto di quello che è la pandemia solamente quando non può andare, no, perché Aiello, spieghiamo ai cittadini a casa, spieghiamo ai nostri cittadini a casa che magari anche, spieghiamolo anche a Roma, ecco, possibile, usiamo questo termine in generale, lontani dalla periferia, che comunque un'impresa non si può spegnere in 5 secondi, ci abbassiamo la saracinesca ed è finita là, butto le chiavi appese dietro la porta. Sì, sono costi, investimenti, bollette, piani finanziari di leasing per acquistare i macchinari, personale, quindi ci sono tutta una serie di componenti che ovviamente non possono essere interrotte, pena la... E se consideriamo che doveva essere la svolta, la grande svolta del governo Draghi doveva essere proprio quella di dare le comunicazioni dei DPCM, quindi delle limitazioni, con un congruo anticipo, e invece ci troveremo di nuovo ad avere di venerdì la decisione per la chiusura di sabato. E per noi 12 ore di anticipo, un po' come è stato per gli impianti sciistici qualche settimana fa, vuol dire ovviamente buttare via delle rate alimentari, vuol dire comunque non poter organizzare il lavoro e neanche i dipendenti, e quindi per le nostre aziende ovviamente una programmazione a 12 ore non è concepibile, noi che siamo abituati a organizzare il lavoro ad almeno 6 mesi di preavviso normalmente. Oggi abbiamo voluto far provare alla popolazione quello che tocca a noi da 12 mesi, ovvero aver noi tardato a loro l'accesso al lavoro, avergli fatto fare un ritardo, avergli fatto perdere magari il giorno di scuola con il nostro traffico di oggi, ci sono trovati a vivere quello che noi viviamo da un anno, ovvero essere noi condizionati da un fattore esterno che ci impedisce di lavorare o di fare quello che siamo abituati a fare. Loro oggi si sono giustamente arrabbiati, però poi spero che abbiano trovato quella mezz'ora per riflettere, per capire cosa vuol dire per noi vivere questa situazione. Quindi c'è qualcosa in più, oltre a non poter andare a sciare, non poter andare fuori al ristorante.
perché ovviamente bloccare le nostre aziende per noi vuol dire rischiare di perdere tutto quello che abbiamo costruito in una vita di lavoro. Senta, in sintesi, Aiello, cosa chiedete al governo Draghi? Perché qualcuno prima, vabbè, lei non era collegato perché stava facendo ancora la manifestazione, però uno ha scritto governo Draghi fantastico, un altro non è cambiato nulla, però quindi voi sostanzialmente cosa chiedete? Noi chiediamo innanzitutto di poter tornare a lavorare in quelle aziende, in quelle realtà dove siamo sicuri di aver messo tutto quanto in sicurezza da maggio, perché abbiamo investito migliaia di euro per rispettare tutti i vari procedimenti che ci hanno imposto e quindi possiamo lavorare in sicurezza e quando è possibile devono farcelo fare. Detto questo, noi nel 2020 abbiamo perso ovviamente fatturato, ma anche abbiamo perso quello che comunemente si chiama l'avviamento, quindi deve essere indennizzato. Se gli indennizzi che arriveranno sono sulla bozza che abbiamo in mano ormai da settimane anche noi, sul calcolo alla fine di 2 mensilità, ovviamente sembra un decreto ristori riscaldato più che un nuovo decreto sostegno che salverà l'Italia. Quindi qualora non arrivi qualcosa di ragionevole, qualora si continui a coprire il 5-7% di quello che abbiamo realmente perso nel 2020, siamo pronti a continuare a bloccare il Paese qualora fosse necessario. Ecco, quindi assessore Pan, scusi Pan, quindi effettivamente oggi gli imprenditori sono un po' lasciati soli, cioè nel senso non si dà un riferimento diciamo temporale, no? Quindi troppi questi cambiamenti continui, investimenti fatti, ricordiamoci che anche a Natale era stato detto pranzo di Natale sì e poi no. È da un pezzo che ci dicevano facciamo il sacrificio oggi adesso così liberiamo il Natale, poi facciamo il sacrificio Natale per la Pasqua, ma purtroppo i dati che vediamo, proprio stavo guardando adesso in diretta, ci dicono che invece mi sa che quasi tutta l'Italia andrà in rosso la prossima settimana. Questo ho guardato adesso un sito proprio diretto e quindi forse l'unica che si salva è la Sicilia che resta in giallo. Ecco, quindi non vorrei portare cattive notizie, ma purtroppo l'indice, cioè i 250 contagi su 100.000 abitanti stanno per essere raggiunti da quasi tutte le regioni, quindi ci sarà un blocco in questo senso. Questo argomento, 250 contagiati su 100.000 su 100.000 abitanti sono 0,25%. Ma lì ci sono tutta una serie di algoritmi che adesso io non sono neanche in grado di spiegarle, ma però si passa praticamente dal famoso indice RT a questo nuovo sistema che tiene conto di parametri diversi, per cui quando si supera questo numero si scattano praticamente le fasce. Il problema è che purtroppo non siamo ancora, non vediamo una luce in fondo al tunnel, una liberazione, se non arriviamo appunto avere una percentuale della popolazione che si è avvicinata, torniamo sempre allo stesso discorso, quindi io ho guardato i dati 6 milioni di dosi somministrate, 1,5 milioni di vaccinati, questo ecco giusto perché mi ricordavo il dato, quindi sicuramente abbiamo i vaccini chiusi nel cassetto. Cioè... Guardi, non è che abbiamo i vaccini chiusi nel cassetto, è che Italia, prudenzialmente molte regioni, compreso il Veneto, hanno tenuto una scorta per la seconda somministrazione, cioè il 30% il governo, gli esperti eccetera ci hanno detto che comunque fatta la prima dose, un 30% doveva essere mantenuto per la seconda dose, altrimenti la prima dose, il vaccino, soprattutto il Pfizer, entro 3 settimane deve fare la seconda dose, altrimenti non funziona più. No? Quindi adesso stanno arrivando quelli Johnson & Johnson che basta una, e vediamo sullo Sputnik se lo danno via, cioè, quindi arriva AstraZeneca che purtroppo già abbiamo sentito quali problemi ha dato, quindi c'è stata anche velocità a fare questi vaccini, ma naturalmente c'è anche da vedere. È chiaro che i ristori che sono arrivati fino adesso sono arrivati, dobbiamo anche dire cosa è stato fatto, quindi c'è stata la cassa integrazione che comunque ha salvato molto, il blocco di licenziamenti che anche adesso comunque viene prorogato, che anche lì, voglia o non voglia, ha salvato una crisi sociale che poteva essere devastante, quindi dobbiamo dirlo. Poi naturalmente sono state fatte delle misure che anche noi come Lega abbiamo molto criticato, quindi non ritorno ai monopattini elettrici, ai banchi, ai famosi a rotelle, a tante cose che magari si potevano prendere quei soldi. Io sono di quelli che, come ha fatto la Germania, avrei dato 10.000 euro a tutti gli imprenditori
in base alle perdite di fatturato, partendo dal basso verso l'alto, quindi che arrivino soldi freschi direttamente al conto corrente che li adoperavano per l'affitto, per le bollette, per pagarsi i dipendenti, eccetera, eccetera. No? Questo non è stato fatto. Noi abbiamo fatto, il passato governo ha fatto interventi di investimento, ma tanti sono debiti, cioè i 25.000 euro che hanno dato gli imprenditori sono debiti che devono essere restituiti. E il Recovery Fund, che adesso noi pensiamo sia la panacea di tutti i mali, io ho ancora qualche dubbietto, cioè perché se dobbiamo restituirne i 2/3 entro il 2050, benissimo a tasso zero, eccetera, ma comunque è sempre un debito sopra il debito che abbiamo, e ricordo che l'Italia è forse quella più indebitata d'Europa in questo momento, abbiamo anche superato probabilmente la Grecia da un bel pezzo, e quindi stiamo indebitando generazioni su generazioni i nostri nipoti, eccetera. E poi vedendo il resto dei finanziamenti dei Recovery Fund che sono su fondi strutturali, significa che andiamo a fare la digitalizzazione, opere pubbliche, eccetera, i tempi. Cioè io che ho gestito 1,5 miliardi di fondi europei quando ero assessore all'agricoltura, le posso dire che magari il Veneto siamo riusciti a spenderli perché abbiamo una burocrazia, per quanto se ne parla male qui, molto anche più veloce di certe regioni. Ma ci sono regioni, e non vorrei fare il leghista del sud, che hanno restituito a Bruxelles, stanno restituendo a Bruxelles fior di milioni perché non sono stati in grado di spendere quei fondi pubblici. Vediamo se arriva a sto tot di miliardati che dovrebbero arrivare, di cui alle regioni andrà qualcosa, speriamo, a noi speriamo su 4 o 5 miliardi almeno in Veneto, noi siamo in grado con la macchina nostra di metterli direttamente, velocemente, ma guardi, dobbiamo fare i progetti. Allora adesso c'è l'approvazione di piani regionali, che poi vanno a Roma, devono essere approvati dal governo, il piano nazionale di resilienza e resistenza, lo chiamo io, mandato a Bruxelles, deve essere approvato a Bruxelles, ci mandano i soldi, poi dobbiamo decidere, a Bruxelles decide quale opere devono essere fatte, validate, arriviamo a casa, bene, queste sono le opere, chiamiamo i progettisti, facciamo fare il progetto, che arrivi al definitivo, che arrivi all'esecutivo, che mandiamo i SAL, quanti anni pensate passino? Sì, sarà almeno il 2023-2024. Bene, non è che, e poi dentro il 2026 dobbiamo aver speso tutto. Ecco, quindi, cioè, questi sono i tempi. Riusciamo, secondo lei, direttore, con il sistema che abbiamo noi, di spenderli? La domanda è lecita, Pan, quindi c'era qualcuno che voleva intervenire? Io? Sì, prego. Ecco, volevo dire una cosa, che giustamente tutti parlano del loro, però per quello che riguarda il mondo dello sport, noi non abbiamo neanche più nessuno, perché prima avevamo Spadafora, adesso non abbiamo più il Ministero. E quello che è stato dato come ristori, i famosi 800 euro, io avevo fatto domanda ancora il 5 di novembre, mi sono arrivati i primi 800 euro, mi sono arrivati a febbraio, ecco, e adesso è tutto bloccato. Per esempio, tantissimi istruttori che lavorano nella mia associazione vivevano con quello stipendio e praticamente loro da gennaio non hanno più visto niente, quindi il Ministero dello Sport non c'è più e noi non sapremo più assolutamente che fine faremo, né con ristori o chiamateli come volete voi, però il problema è grossissimo perché finora abbiamo tirato avanti pensando di poter aprire a Pasqua, però qui io penso che tantissimi della mia categoria chiuderanno. Io magari ho avuto, nelle mie piccole fortune, ho avuto anche la giunta comunale che mi ha dato un piccolo diciamo, sovvenzionamento con il quale io mi pago tutte le bollette, però voglio dire, ma io sono stata fortunata, ecco, io bene. Ci sono miei istruttori che non hanno più niente, cioè, e non trovano neanche lavoro. Ecco, facciamo questa riflessione, dobbiamo chiudere perché altrimenti andiamo, ahimè, fuori tempo massimo. Salutiamo Paolo Zambon, titolare di Scarbroker Venezia, con la quale abbiamo discusso del nuovo modo di concepire l'acquisto dell'auto come non impegno finanziario economico, ma come una semplice rata
si paga appunto tutto compreso, quindi meno sborso di capitale per i cittadini. Con Beniamino Boscolo Capone abbiamo parlato di quello che succede a Chioggia, con Giuseppe Pan abbiamo affrontato molte problematiche, fra cui sicuramente l'aspetto legato allo sport, legato diciamo, all'aspetto legato ai giovani che comunque sono davanti al computer e alle imprese, e ovviamente dottor Pan, la riflessione che ha fatto lei all'ultimo sulla tempistica è molto preoccupante. È molto preoccupante e mi apre nuovi orizzonti di approfondimenti. Consigliere regionale del Veneto, capogruppo Lega, Beniamino Boscolo Capone, capogruppo Forza Italia del Consiglio Comunale a Chioggia. Ringrazio ancora l'onorevole Roger De Venne, che è veramente lo spirito di collaborazione nei nostri riguardi, si è fermato appunto, lo vediamo in auto per partecipare, veramente grazie veramente della sua disponibilità onorevole. Partito Democratico, ringraziamo anche massimamente l'assessore Roberto Marcato, che è rimasto con noi 40 minuti, assessore regionale del Veneto allo sviluppo economico, principalmente per lo slancio costruttivo che ha lanciato nei confronti degli imprenditori. Teniamo duri, i veneti non mollano. Germana Scarazzato, direttrice AS Dance Studio Milano, che ha raccontato comunque della sofferenza del mondo della danza, e Andrea Penzoliello, ovviamente presidente di Veneto Imprese Unite, con questa nuova forma di protesta per attirare, non per creare disagio alle persone, ma per attirare l'attenzione sul mondo delle imprese. Bene, che dire, io vi lascio con questa cosa di oggi. Coronavirus, escono di casa con l'autocertificazione falsa nella prima pandemia, il giudice non è reato, il DPCM è illegittimo. Il Tribunale di Reggio Emilia, un atto amministrativo, non può limitare la libertà personale di movimento, è contrario alla Costituzione. Ci vediamo la prossima settimana, facciamo una riflessione. Grazie, alla prossima.